Buongiorno a tutti i nostri spettatori. Abbiamo il piacere di avere qui il collega Don Giuseppe Bratti, e collega perché fa parte dello staff dell'Amico del Popolo e di Radio Piave, ma lo abbiamo in veste di testimone e narratore di un'esperienza che mi verrebbe da dire straordinaria, Confermo. perché proprio oggi Don Giuseppe è tornato dal Marocco, dove si è recato con il vescovo e una delegazione diocesana di sacerdoti, ma non solo. E tutto perché nella nostra diocesi esiste da tanti anni un gruppo che si occupa dell'ecumenismo, e che vuol dire, diciamo le cose in parole povere, dialogo tra le religioni. E proprio sulla base di questa esigenza di dialogo tra le religioni, questo gruppo, ma tu sei stato in prima persona, ha organizzato il viaggio in Marocco per andare a vedere questo Islam, parlare con i riferimenti, magari anche incontrando lì i personaggi che a volte abbiamo anche ospitato qui a Belluno, no? Però un conto è avere ospite qui qualcuno che arriva da lontano, e un conto è andarlo a trovare a casa sua. Com'è stata questa esperienza, Don Giuseppe? Sei e siete soddisfatti, vero? Quanto mai, intanto un saluto a tutti, mi rivolgo a quello che è anche il mio pubblico e quindi sono particolarmente contento di poter raccontare questa bella esperienza che hai descritto nelle linee essenziali in maniera molto precisa. Quindi c'è una storia che parte, direi, dal 2015, quando a Belluno si è organizzato assieme cristiani e musulmani una marcia per reagire agli attentati del Bataclan. Lì era il movimento dei focolari che proprio aveva preso in mano l'iniziativa assieme alla comunità islamica, e questo a partire da amicizie familiari che si erano già consolidate, per poi consolidare questo gruppo e ampliarlo con diverse iniziative che ci hanno portato a immaginare, per così dire, un gioco di specchi, se mi è lecita l'immagine, cioè come noi collaboriamo con credenti musulmani qui a Belluno, perché non andare a vedere come in Marocco, in questo caso, la comunità cristiana che vive in Marocco collabora con i credenti musulmani lì. È stato come per noi bellunesi, eravamo 39, quindi non un numero proprio esiguo, una rappresentanza qualificata. Se vogliamo fare un po' di statistiche, c'erano 5 direttori di uffici diocesani, oltre al vescovo c'era l'imam della provincia di Belluno con il suo segretario e portavoce, più un giovane di 18 anni musulmano che è nato però in Italia, e tante altre persone che collaborano oppure non collaborano nella pastorale diocesana. Bene, questo è stato quindi un vedere come il dialogo si svolge sia in Italia, che conosce una presenza, diciamo pure cattolica maggioritaria, con tutti i distinguo del caso, ma tale è la realtà, e come questo si svolge invece in una società al 99,9% islamica come quella marocchina. Naturalmente sui decimali possiamo giocare, ma la realtà questa è, e vedere che effettivamente chi nel dialogo crede ha la possibilità di vivere questa dimensione in due contesti molto diversi, ma allo stesso modo. Quando ci hai mandato le prime informazioni, le prime immagini da laggiù, e noi qui all'Amico del Popolo le abbiamo pubblicate, i commenti suscitati su Facebook non sono stati dei più Certo. teneri. D'altra parte non ci stupiamo, insomma, sappiamo che tra la nostra popolazione anche c'è un diffuso e in parte anche giustificato senso di sospetto, di rancore. Ecco, tu che cosa ti senti di dire alla luce di questa esperienza proprio a queste persone che magari, me lo auguro, anche seguiranno questa intervista, e chi ha criticato quello che stavate facendo adesso forse può ricevere direttamente da te una risposta? È quello che ti chiederei. Volentieri, ecco, per carità, sono stati commenti che ho potuto così, di cui ho potuto sentire l'eco e che appunto non mi stupiscono. Credo che bisogna distinguere molto i piani. Un conto è il piano dei diritti civili, un conto è il piano culturale,
su cui possiamo fare moltissime discussioni, ma io non sono la persona adatta a occuparsi di questo tema. A me interessa l'annuncio del Vangelo e la testimonianza cristiana che ho trovato espressa per esempio dal vescovo di Rabat, arcivescovo peraltro, se vogliamo usare Sì. i titoli con tutta la loro precisione. L'arcivescovo di Rabat è un salesiano spagnolo che ha usato questa immagine molto simpatica che vorrei riproporre a tutti. Il cristianesimo e l'Islam non sono la Coca-Cola contro la Pepsi-Cola, si capisce, non sono due giganti che vogliono conquistare ampie fette di mercato e imporre la propria visione di prodotto. Sono invece due realtà composte da persone che sul piano umano si considerano ed effettivamente sono dei fratelli che per tutto quello che è possibile, e la gamma è quanto mai ampia, dalla carità fino addirittura alla preghiera condivisa, tutto quello che possono fare insieme lo fanno. Si occupano dei poveri insieme, dei migranti insieme, dei carcerati insieme, fanno scuola insieme, arrivano addirittura a fare gruppo insieme e tutto quanto è possibile realizzare insieme quindi viene condiviso anche negli spazi. Tu sei andato lì con voglia di dialogare, perché il dialogo con quel mondo ti appartiene, da tanti anni lo pratichi. Hai avuto comunque delle sorprese? Ti ha insegnato questo viaggio? Certamente, e l'esperienza credo più toccante per tutti noi pellegrini è stata quella che è stata condivisa con il monaco Frère Jean-Pierre Schumacher, è un monaco trappista ed è l'unico superstite tuttora vivente della strage dei monaci di Tibeirin, che come qualcuno forse ricorderà si è consumata in Algeria, dove il monastero si trovava nel 1996. I monaci sono stati uccisi da estremisti e sono stati beatificati nel 2018, l'8 dicembre, ad Orano, ancora in Algeria. Un monaco, meglio due si sono salvati, uno è ancora vivo, e il monaco Jean-Pierre, che si è trasferito poi nel 2001 a Midelt, una città al di fuori delle mete turistiche dove noi abbiamo dovuto macinare parecchi chilometri per poter fare questo incontro. Bene, Frère Jean-Pierre sostiene dalla sua esperienza che lui ha conosciuto questa immagine che ci ha riproposto, cristianesimo e Islam, come una scala comunissima che abbiamo in casa per andare a cambiare una lampadina o per tinteggiare qualche locale, una scala quindi che si apre così, e se noi siamo alla base di questa scala ci sembra di essere molto distanti, ma se saliamo sulla scala, che è poi lo scopo per cui la scala esiste, quando arriviamo in cima scopriamo che siamo molto vicini e l'obiettivo quindi di cristianesimo e Islam è raggiungere la conoscenza dell'unico Dio. Per Frère Jean-Pierre Schumacher, non sto dicendo un pensiero quindi di una persona che si affaccia per la prima volta a questi temi, ma di uno che ha sperimentato la realtà della vita in terra musulmana e poi anche del martirio dei suoi confratelli, ebbene tutto ciò ci dice che alla fine, quanto più ci si avvicina a Dio, le due religioni sanno conoscersi nel loro itinerario. Un'immagine, certo, qualcuno potrebbe dire nulla di più. Mi sembra però che la voce di chi la propone, un monaco 96enne con la vita che ha vissuto, sia quanto mai degna di essere ascoltata anche da noi. E ascolta, Don Giuseppe, il rapporto che tu lì hai visto tra la popolazione in netta prevalenza islamica e voi cristiani che giravate per le strade, che andavate a incontrare le autorità anche religiose, culturali loro, come vi siete sentiti accolti? C'era sospetto? Che impressione ne hai riportate? Allora, posso dire che nelle grandi città turistiche noi eravamo degli occidentali e quindi non, sì, abbiamo avuto lo stesso trattamento, siamo persone tutto sommato che possono fare degli acquisti, che possono comprare, quindi l'approccio con il mondo turistico insomma non è stato così significativo come invece è stato
Accennavi alle autorità, accennavi alle persone nella prima domanda che erano state a Belluno, come invece è stato l'approccio col professor Idris Alfassi Alfieri, che è il professore preside, magari sui titoli possiamo essere più precisi, ma capiamoci così, è il preside della facoltà di teologia della più antica università del mondo, l'Università di Fes al Qarawin, il quale ha voluto, con grande sorpresa della nostra guida, la quale, pur molto pratica e addentro a questo mestiere da molti anni, non era mai stata questa guida, e ha potuto entrare con noi nella biblioteca di questa università, che si vanta di essere la più antica del mondo dopo la distruzione della biblioteca di Alessandria. Io questo non sono in grado di confermarlo, però posso dirvi che ho visto i manoscritti scritti per mano, scusate il bisticcio, di Averroè, del filosofo che chi di noi ha potuto conoscerlo sui testi scolastici è come se lo ricorda. Ho potuto vedere un Vangelo dell'VIII secolo in arabo, il più antico Vangelo scritto in arabo, dove il redattore ha voluto cominciare ogni capitolo nel nome di Dio il Clemente Misericordioso. Interessantissimo, cioè il Vangelo inizia ogni capitolo con questa che è l'inizio di ogni sura coranica. Insomma, chi ha scritto questo Vangelo non vedeva così distanti i due testi, che uno studioso biblico sa anche porre in sinossi. Ma non mi inoltro su questo e torno al punto dell'accoglienza. Il professor Idris, che era stato a Belluno nel 2017, ci ha fatto visitare il collegio dove si formano gli imam, gli ulema di tutta l'Africa, che vengono a studiare in Marocco, a prendere un Islam che poi verrà riportato nelle loro terre, e ci ha davvero dato l'impressione di un'accoglienza quanto mai calorosa, non formale. Ci ha regalato anche un po' di incenso che vedremo se usare in qualche celebrazione, magari con il vescovo sarebbe molto significativo. Ci sono tanti altri dettagli di accoglienza che potrei raccontarvi, ma vorrei fissare, ecco, questo ricordo, il poter essere entrati nel cuore della biblioteca di questa università e aver potuto accedere a testi che di solito non si mostrano e che parlano davvero di una storia comune che forse va riraccontata. La parola non è bellissima, ma la realtà sì. Dobbiamo raccontare in modo diverso, questa è una frase di Papa Francesco, la storia che ci ha portato tante volte a considerare le nostre realtà in opposizione, quando, se andassimo davvero alle fonti, così non sarebbe, almeno sempre ed ovunque. Se non sbaglio, vi hanno anche condotto a riflettere su quei contenuti del Corano che rispetto ai cristiani parlano non certo di contrapposizione, no? Per cui, insomma, già solo una conoscenza approfondita di quella parte delle loro scritture dovrebbe portare a una condanna automatica di quei fatti che tanto ci hanno angosciato e tuttora ci angosciano in questi decenni. Sì, noi iniziavamo ogni giornata con la preghiera delle lodi, al termine della quale l'imam Hassan Frague, l'imam della provincia di Belluno, recitava un testo del Corano in arabo, dandone poi qualche cenno, e ha sempre usato i testi che parlano di Gesù, che parlano di Maria, oppure ha proposto la benedizione del viaggio e altri testi che ci hanno dato davvero l'idea di un linguaggio traducibile tra i due testi sacri. La questione naturalmente esula da quello che può essere una trattazione così in pochi minuti, ma a livello emotivo già ci ha dato dei segnali molto forti. Io vorrei anche dire che la conoscenza della propria fede è quanto paradossalmente consente che in Marocco si battezzi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che in Marocco si battezza, e si battezza chi? Si battezzano catecumeni adulti, sono alcune decine all'anno, africani, studenti che sono arrivati dall'Africa per studiare a Fes, a Marrakech, a Casablanca, nelle varie università del paese, e che di fronte a una realtà di pratica islamica molto forte si interrogano sulla loro fede blanda, magari ricevuta così in maniera superficiale, semplicemente magari perché hanno un nome cristiano piuttosto che musulmano, e questo fa loro bussare alle porte delle parrocchie
che ci sono in queste città universitarie e iniziare un catecumenato di 3 anni che li porta al battesimo. Quindi oltre ai testi c'è anche un dialogo della vita, e questo ce l'hanno fatto notare sia padre Matteo, parroco di Fes, sia padre Zenone, parroco di Marrakesh, sia il vescovo stesso Cristobal López Romero, l'arcivescovo di Rabat che abbiamo incontrato. Proprio la società, che è una società fortemente religiosa, induce alcune persone a diventare catecumeni e quindi a ricevere il battesimo e a inserirsi in una dinamica di comunità cristiana. Certo che tu ci parli di questi personaggi che avete incontrato, di queste autorità anche del mondo cristiano, non li racconti come una realtà ghettizzata, una realtà nascosta, ce li racconti come qualcosa di aperto, di accettato, capisco giusto? Sì, e certamente vorrei raccontarvi di quello che abbiamo visto a Marrakesh. Padre Zenone, un francescano polacco, vive in una comunità, una piccola comunità di francescani, molti con frati di diverse nazionalità, come un po' tutte sono le comunità marocchine, il quale ci ha detto: sì, nelle mie opere parrocchiali c'è il luogo di preghiera per i musulmani e sto costruendo al confine della mia chiesa la sinagoga per gli ebrei. Quindi Cioè una chiesa sì, cristiana, sì, sì, cattolica, sì. con lo spazio di preghiera per gli islamici E e la presto per gli sinagoga è ebrei. presto per gli ebrei. Questo è eccezionale, è molto bello. E, Ma ascolta, ma adesso ti fermo, facciamo la domanda prego. provocatoria. Ma chi ti dicesse no, attenzione, qui stiamo confondendo tutti i piani, qui stiamo facendo un pastone, qui stiamo combinando un guaio, cosa risponderesti? Confondere i piani è un problema, ma io invece li distingo. Io non sto parlando, torno a dire, né di politica né di diritti civili né di cultura. Queste cose mi interessano, ma non sono il mio campo. Io sto dicendo che sul piano dell'annuncio e della testimonianza, questo mi sembra davvero un esempio che vorrei riproporre, replicare. E Papa Francesco, nei suoi ultimi viaggi in terra islamica, mi riferisco a quello negli Emirati Arabi Uniti e quello proprio in Marocco che si è concluso il 31 marzo scorso, ha raccomandato ai cristiani di quei luoghi non di guardare alla quantità, ma alla qualità. Non serve essere una moltitudine, ha detto il Papa, forse le parole non sono proprio queste, comunque non serve essere una moltitudine, ma serve essere segno. Quando si è segno significativo si adempie al mandato evangelico. E credo che questo sia la strada da percorrere, che tra l'altro porta a mutamenti significativi anche sull'altro piano, quello giuridico. L'arcivescovo e anche padre Zenone ci hanno detto che in seguito alla visita del Papa, dal 1 maggio, quindi domani, 1 maggio 2019, la Chiesa Cattolica in Marocco potrà diventare proprietaria degli edifici che finora erano o proprietà del regno o proprietà di privati, intestati a privati. Quindi È un lavora. riconoscimento anche politico di Sì, primaria importanza non in solo, Francia. ha detto che forse si stanno facendo dei passi, i documenti eh, di lavoro erano già pronti con Benedetto XVI, c'è quindi una storia, ma per arrivare al riconoscimento dei diritti civili dei marocchini che hanno chiesto il battesimo all'estero e che in questo momento, se rientrano per alcune questioni che non vado a riprendere, sarebbero in difficoltà non in Europa ma nella loro A casa società. loro. Quindi il dialogo su questo piano, sul piano della testimonianza comune, della fraternità e dell'amicizia, porta a risultati anche sul piano squisitamente giuridico, sul quale, torno a dire, non mi inoltro, e lo faranno eventualmente altri specialisti o persone che di Certo. questo campo si occupano. Però, senza scendere troppo nei particolari appunto tecnici e anche politici, tu hai visto una realtà, quella del Marocco, che politicamente forse è un po' un unicum nel mondo islamico, diciamo forse più aperta così. Che atteggiamento hai percepito nei confronti degli stati della realtà caratterizzati da integralismo? Sì, l'impressione che ho avuta io è quella di un Marocco fortemente proiettato verso l'Occidente, un paese che secondo me può dare molto. Faccio solo questo esempio, il giorno festivo è la domenica in Ah, Marocco. ok. Il venerdì
le ditte, piuttosto che le scuole, piuttosto che le università concedono ogni agevolazione per poter partecipare alla preghiera, ma è giorno lavorativo. Quando il giorno festivo è la domenica, per sintonizzarsi con quello che è il vissuto del mondo occidentale con il quale il Marocco intende avere i maggiori rapporti. Ho la sensazione, ma qui davvero è solo tale, solo una sensazione, che il governo marocchino non voglia assolutamente concedere un palmo a infiltrazioni estremiste che invece ci sono nei territori vicini. Purtroppo sappiamo la situazione dell'Algeria, con la quale è chiuso il confine marocchino, è un confine molto lungo ma è chiuso, non ci sono quindi passaggi tra Marocco e Algeria, e una volontà quindi da parte del sovrano, in questo momento regnante Mohammed VI, di mantenere una società il più possibile tollerante e aperta, quantunque con degli elementi che potrebbero remare in senso contrario, ma presumo che anche sul piano politico questo Stato di 37 milioni di abitanti con grandissime potenzialità possa davvero fare un po' da scuola anche a un mondo che questa tolleranza e questa apertura considera tra i valori meno primari. Lascia che ti chieda, Don Giuseppe, di fare il turista. Com'è sto Marocco? È un bel posto. Dirò di sì, e se posso io farò il turista bellunese Sì, fai il turista bellunese. e, Montanaro. vi dirò di come sia stato così bello vedere nei paesaggi desertici che abbiamo attraversato per incontrare queste persone. Abbiamo davvero fatto un itinerario che i turisti di solito non compiono, ma ci ha potuto far vedere sullo sfondo delle dune piuttosto che delle rocce desertiche le cime dell'Alto Atlante e del Medio Atlante innevate, e questo mi ha commosso molto, come mi ha commosso anche il tragitto che abbiamo fatto. È l'unica strada possibile ancora per passare dal Marocco del Sud al Marocco del Nord, quindi per raggiungere da Ouarzazate la grande città di Marrakech. Si fa un passo a 2200 metri sul livello del mare, Caspita, cioè il livello del Falzarego, a livello insomma. del Falzarico, così è, e si attraversano villaggi che io ho pensato essere con gli stessi problemi nostri, in cui si vive ancora di un'agricoltura di sussistenza, si vive del passaggio magari di qualche turista, c'è molto allevamento di bestiame, c'è ancora una presenza berbera che quasi vive una vita pressoché nomadica. Pensavo anche a loro e ai problemi dello spopolamento che dovranno affrontare da qui a qualche anno, se lo sviluppo della società andrà, come si presume, nella stessa direzione che hanno conosciuto le nostre valli e le nostre realtà. Quindi mi sono sentito particolarmente vicino a questa gente anche per questo aspetto. Tu, Don Giuseppe, da parecchio tempo ormai contribuisci, organizzi anche in prima persona viaggi in Terra Santa, che è la nostra meta tradizionale, diciamo, no? Di pellegrinaggio all'estero per i nostri diocesani, per i fedeli della nostra diocesi, e non solo per i fedeli, perché comunque interessa quel mondo. Prevedi che il Marocco potrebbe diventare una meta da frequentare? Sarebbe bello che le tappe che noi abbiamo vissuto potessero diventare patrimonio anche degli studenti, dei ragazzi. Chissà, qualche iniziativa si potrebbe fare con le scuole in rete. E, io credo che sì, potrà diventarlo, perché è un microcosmo in cui questo laboratorio di dialogo ha davvero delle potenzialità per quanto riguarda poi la Terra Santa. L'obiettivo del nostro gruppo cristiano islamico, che speriamo possa ampliarsi e diventare davvero popolare, perché se rimanesse così confinato, sia pure anche a queste 40 persone, saremmo ancora lontani dai nostri obiettivi. Questo dialogo deve diventare davvero una questione di popolo, perché altrimenti
resterebbe ininfluente. Per quanto riguarda Terra Santa, dicevo, il nostro obiettivo non sappiamo quando sarà possibile raggiungerlo, perché ci sono difficoltà appunto anche concrete di visti, di permessi di accessi. Sarebbe andare insieme pellegrini cristiani, musulmani ed ebrei bellunesi a Gerusalemme. Chissà che questo possa realizzarsi non nel prossimo millennio, nel prossimo secolo, ma anche a tempi brevi. Beh, insomma, la prospettiva è davvero affascinante, perché in un mondo globalizzato sembra anche ovvio, logico che si possano fare dei percorsi insieme di questo tipo. L'ultima domanda che ti faccio: a te, prete, Sì. che la domenica predichi, che incontri i giovani, che incontri le famiglie, eh, questa cosa, questa esperienza ti cambia qualcosa? Pensi che si vedrà fuori questa esperienza vissuta in Marocco? Sì, anche qui torno a quanto ci diceva l'arcivescovo, e hanno una bella realtà di scuole cattoliche dove chi dirige è un sacerdote o comunque un religioso, una persona della diocesi. Tutti gli insegnanti sono musulmani. Allora hanno scritto un progetto educativo che si vede anche su internet, in cui se uno è cristiano e lo legge dice qui c'è il Vangelo, anche se non è citato con il versetto, voglio dire. Gli insegnanti musulmani, ci raccontava l'arcivescovo di Rabat, quando leggono il progetto educativo dicono qui c'è il Corano. Quindi credo che questi frutti noi possiamo proprio vederli in testi, e qui passo dai testi alla realtà, in cui le prassi che adopereremo ci faranno dire agli uni qui c'è il Vangelo, agli altri qui c'è il Corano, e saranno le stesse prassi, le stesse avvertenze, gli stessi modi, forse anche le stesse pratiche pastorali. È bello l'accenno che facevi ai giovani, credo che abbiano molto da dirci e da insegnarci, specialmente chi, anche a Belluno, ormai ha come pane quotidiano la frequentazione Certo, di nelle classi, scuole, sì. di classi interetniche, di altre realtà che non sono solo quelle tradizionali, e mi sembra che ci sia un certo entusiasmo verso queste esperienze, solo che da parte di noi adulti bisogna avere un po' il coraggio di proporle e di lasciarsi interrogare. Ce ne sono già di molto belle rivolte ai giovani, chissà che anche queste esperienze di dialogo possano prendere campo con alcune proposte. Benissimo, allora grazie Don Giuseppe anche per averci concesso questo dialogo proprio a botta calda, insomma, perché sono poche ore che siete tornati qui. Ci piace aver colto le tue impressioni fresche, ancora non sedimentate, insomma, no? E bentornati anche agli altri bellunesi che sono stati con voi in Africa, e ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori un grazie per averci seguito. Ciao a Grazie, tutti. un cordiale saluto anche da parte mia.